Buonasera, ben trovati, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Doveva venire ancora 3 settimane fa il sindaco, invece aveva avuto degli impegni, dunque era da parecchio tempo che non veniva a trovarci in questa trasmissione, è ritornato questa sera, lo ringrazio e lo saluto, buonasera sindaco. Buonasera a lei, e grazie di essere con noi. Grazie. Tutto bene? Molto bene. Ormai ho visto che frequenta i palazzi alti, va da Draghi, si fa proprio, l'ho visto proprio politicamente al telefono nel piazzale Montecitorio, cioè Sì, ha raccolto qualcosa No, sono andato, devo dire, è stato un onore incontrare il Presidente Draghi. L'ho invitato a nome delle autorità civili e religiose di Padova, se, come spero, saremo candidati definitivi vincitori Urpicta, fine giugno, primo luglio, ho chiesto se la cortesia di venire a Padova, dato che lui è mezzo padovano, la moglie di Padova. Beh, la moglie è padovana, insomma. Esatto, e dice farà il possibile per venire, non l'ho invitato solo a nome mio, l'ho invitato da parte del Vescovo, Don Claudio, di Dalcin, Sua Eccellenza Dalcin, per quanto riguarda il Presidente della Camera di Commercio, il Presidente della Provincia, il Rettore, tutti insieme per avere questa eccellenza, perché lo giudico un'eccellenza veramente bravissimo. L'ho ringraziato anche dell'impegno che sta mettendo per risolvere tanti problemi, ci vuole coraggio per fare il primo ministro su una situazione del genere. È una persona eccezionale, penso che questo sia condiviso da tutti. In una situazione eccezionale siamo una persona eccezionale. Molto bravo. Su questo non avevo dubbi, è riconosciuto da tutti, insomma, una persona che è un profilo molto brava. Mondiale. Certo. È un onore che sia italiano, un onore che... Ma senta, ma è andato a chiedere anche dei soldi per Padova per qualche... No, sono andato solo a parlare per quanto riguarda le possibili vittorie. Qualche possibilità che... Sono stato lì mezz'ora, sto lì 10 minuti, 12 minuti, ho parlato di Padova. È bellissimo perché sentire il primo ministro che chiede di Padova, ma scusami, dove sarà fatto l'ospedale? Ma giù dal ponte, ma questa cosa com'è? È un'emozione sentire che il primo ministro ti chiede qualcosa di Padova. Il primo ministro, cioè, è veramente una cosa stranissima, emozionante, sono stato molto contento. Sì, anche perché frequenta Padova, poi fra l'altro l'ospedale è più o meno vicino dove abitava sua moglie. Sì, chiedeva indicazioni, scusa, le Padovanelle, piacevolissimo, è stata un'emozione condivisa veramente. Ma ecco, le ha dato almeno la promessa che può venire per Urbispitta? No, io ho chiesto, guarda, se lei Presidente viene, si fa un onore a tutta Padova, non solo a me, ma a tutte quante le autorità religiose e civili. Tenga presente che noi stiamo cercando di lanciare la città dopo questa pandemia e per cui questo potrebbe essere l'inizio. Io mi auguro, spero che verso giugno-luglio sia finita la pandemia, sia almeno gran parte della pandemia con tutti i vaccini che ci saranno sia finita. Dobbiamo riconquistare la posizione che avevamo prima, 1.600.000 turisti, 61.000 studenti. Beh, è difficile però in tempi brevi. Tutto è difficile, però bisogna impegnarsi e bisogna che noi ci impegniamo, bisogna fare una campagna marketing per far sì che Padova sia riconosciuta ulteriormente, bisogna impegnarsi. Se non ci impegniamo come impresa, l'economia non riprende, non c'è niente da fare. La salute, bene prima di tutto, questo è chiaro. Ma con i vaccini io sono sicuro, voglio essere ottimista, che in un paio di mesi, 2 o 3 mesi, risolvono il problema. Poi per far ripartire l'economia. E l'economia a me fa paura, l'economia. L'economia in che senso? Tutti i negozi, ieri sera tornavo da Roma, in macchina sono stato fermo. Ah, non è andato in treno? No, sono stato fermo un'ora e mezza, un'ora e 20, poi hanno bloccato l'autostrada e manifestazioni finché sono civili, non c'è violenza, sono accettabili. Io penso a chi perde il lavoro, chi non ha il lavoro, che vuol dire dignità, vuol dire reddito, veramente sono in difficoltà. Per cui se non c'è violenza, se uno manifesta, anche se crea problemi come a me, come tutti quanti ieri sera, sono stato a 2 e mezza di notte, perché il lavoro è una cosa fondamentale. Sì, e vedere Padova, in cui tutti i negozi, molti negozi sono chiusi, i ristoratori sono in difficoltà, i commercianti in difficoltà, gli alberghi in difficoltà,
bisogna pensare. Bene, non è colpa sua, è colpa della politica, sindaco. No, stiamo parlando della pandemia. Stiamo parlando della pandemia. In altri paesi hanno chiuso per 4 mesi, lei conosce benissimo l'Inghilterra, la Francia, e hanno avuto, chiamiamoli ristori, che poi è che brutto come tutti dicono chiamare i ristori, però hanno avuto tutto quello che aspettavano. Qui in Italia, volevo terminare la domanda, qui in Italia questo non succede. Aggiungo, ieri sera Fresco, guardi, le dico anche la trasmissione, guardavo le Iene, che è una delle mie trasmissioni preferite, e hanno fatto vedere un servizio sulle persone vaccinate in Bosnia, non vorrei sbagliare, che sicuramente è un bel paese ma non è paragonabile all'Italia. Lì a giugno-luglio hanno dato che quasi la maggioranza sono stati vaccinati, e c'è un modo di vaccinare straordinario, un'organizzazione straordinaria, hanno potuto comprare i vaccini, hanno fatto tutto. Il resto dell'Europa, che è più all'avanguardia, non è riuscito a fare quello che certi paesi economicamente più poveri dell'Italia e dell'Europa stessa non sono riusciti a fare. E quindi di chi è la colpa? Io detesto le polemiche. Non funziona, questa cosa non funziona. Non funziona. Dobbiamo smettere di fare polemiche. Non è polemica, scusi, però fare squadra. Sempre gli altri sono meglio. Non è vero. Noi siamo... Non ho detto questo, ho detto che è un problema sociale. Può diventare, siccome nel suo premesso, mi scuso se la interrompo, ha detto che ha visto dei negozi chiusi e condivido, può diventare un problema sociale ed è lo Stato che deve risolvere questo problema. Sicuramente un problema sociale, di difficile situazione. Però partiamo dall'origine. Chi ha creato questo debito mostruoso nel tempo? Non sicuramente il popolo. Non sicuramente, nemmeno chi governa adesso. Beh no, però diciamo che la classe politica negli ultimi anni li ha fatti tutti i colori. È bello scaricare sempre la classe politica, però ricordo che qua c'è una democrazia, che uno vota, poi prende la responsabilità di quello che vota. È troppo facile scaricare, scusi, sempre sugli altri la responsabilità. A me non piace, a me piace prendermi la mia responsabilità e così devo fare tutti quanti. Nel tempo, se ognuno si limita a fare la crocetta quando va a votare, però ognuno fa gli affari suoi, i suoi interessi, come sempre. Per cui se abbiamo accumulato un debito mostruoso, e faccio un elenco che non finisce più di problemi. No, non sto dicendo, è colpa siamo noi italiani, siamo un popolo fantastico, però abbiamo delle caratteristiche, siamo un po' furbetti tutti quanti. Guardi sindaco, io non voglio interrompere, però lei sta facendo un discorso che vado con te, cerco di fare la domanda, forse l'ho fatta male. Se lei mi dice, benissimo, il sindaco e i sindaci delle città amministrano, volevo terminare il concetto, amministrano bene la città, sì, i sindaci delle città danno €1, sanno quello che devono spendere e sicuramente quasi tutti, tranne qualche sindaco che non si è comportato bene, ma rarissimi, si comportano bene, amministrano con quello che hanno e la loro città, il loro paese non va in deficit. Lo Stato lo amministrano i politici, sono andati in deficit per colpa loro, sindaco. Invece il sindaco che amministra una città come lei, come tanti sindaci, guarda con attenzione il budget che ha, i soldi che ha a disposizione e cerca di centellinare il tutto e non andrà mai in default, in debito. Lo Stato va ed è colpa dei politici. Mi scusi, perché mi perché sembra uno dà colpa sempre ai politici? Mi dica di chi è colpa io do colpa ognuno di noi. Non è vero? Non è vero. A suo tempo, quando c'era, parlo di 40-50 anni fa, che qualcuno ha fatto tantissimi debiti. Bene, li ha fatti perché c'era un malcostume, i baby pensionati. Faccio un elenco che non finisce più. Io le faccio commento, io le faccio tutti i politici che c'hanno in quel momento. A me non piace quando si dà colpa agli altri. Ognuno vota, ognuno si prende le sue responsabilità, adesso e nel passato e nel futuro. Per cui io sono d'accordo con lei quando dice i sindaci sono sicuramente amministrano bene, Giordani, i sindaci amministrano bene, i politici a Roma no. Punto. Ma qualsiasi, al di sopra delle parti politiche e partitiche, qualsiasi, destra, sinistra, centro, di qua, di là, perché quando tu arrivi là c'è una burocrazia, non è populismo, sono i dati di fatto. È difficile, sono i dati di fatto. Però ognuno ci ha messo il suo. C'è la mafia, c'è questo, c'è quell'altro, c'è tutto e di più, compreso i grandi imprenditori, perché c'è un bel connubio, grandi imprenditori, hanno sbagliato tutti, cosa si risolve? No, il popolo no, che non ha sbagliato, il popolo. Io veramente ogni tanto sono sbalordito dai miei funzionari, i miei dirigenti, che riescono a fare delle cose incredibili
destreggiandosi tra questa burocrazia che abbiamo è una cosa spaventosa. Bene. Ma chi l'ha fatta? Chi è stato? Chi l'ha creata? Io non so, però alla fine, ma i politici che sono? I politici siamo noi, siamo noi. No, non siamo lei è un politico, no. io sono. Come no? Io se vedo e se voglio parlare con un politico importante mi fanno fare 10 richieste e via discorrendo, perché il politico importante è importante. Però io parlare con il ministro, invitare un ministro, no, solo se va a livello nazionale non c'è. Però sindaco, non è vero, io parlo della mia esperienza. Mi scusi, ieri ho incontrato anche Letta, Presidente. Ma lei è il sindaco di una città importante? Dopo ho incontrato Carlo Calenda, ho incontrato D'Inca, ho capito, ma voglio solo dire... Mi scusi se lei è sindaco, lo sta facendo con grandissima qualità, di una città più importante del Veneto, certo, a livello economico, a livello sociale, cioè a livello culturale, perché c'è un'università importante. Ma sto cercando di spiegare che se c'è collaborazione, funziona bene le cose. Cosa vuol dire collaborazione? Vuol dire, indipendentemente dal colore politico, fare le cose per la città. Fare le cose per la città. Stiamo parlando della pandemia. Le città lei le fa già. Stiamo parlando della pandemia che abbiamo detto che ha visto certi negozi chiusi. Molti negozi chiusi purtroppo. Che arriverà, se continua così, anche un problema sociale. Certamente lo dico anch'io. Chi può risolvere questo problema? La politica. Ma sta andando da fare. Ma ricordo, siamo sempre, gli altri paesi sono meglio di noi. Non è vero. Allora, non ho detto questo, ho detto che gli altri è inteso. A Bosnia ha vaccinato tutti. A luglio-agosto ha vaccinato tutti. C'è un'immunità. Non vorrei parlare per sbagliare paesini, c'era il servizio all'EIN. Bellissimo, l'ho visto le gare. Sono tutti bravi a criticare, sono un paese di criticoni, ma quello che serve è fare squadra e risolvere i problemi. Non serve niente, se io mi metto a contestare la sanità, mi metto a contestare l'uso sanitario, bisogna fare squadra e risolvere i problemi. Non serve niente, non serve nulla. Rimaniamo sul ragionamento che ha fatto lei, perché poi ci protraiamo. Sotto un profilo economico, perché questo è il vero problema che succede. Chi dovrà risolvere questo problema? Bisogna. Tanto è cambiato il mondo. Bisogna che lo Stato deve aiutare gli imprenditori. Perfetto. Lo Stato deve aiutare gli imprenditori. E non lo sta facendo. Però non è facile. Noi abbiamo già una partenza di uno Stato che era indebitato in maniera mostruosa. Bisogna indebitarsi ancora di più. L'ultima finanziaria è 40 miliardi di euro. Ci rendiamo conto cosa vuol dire? Il sindaco deve fare, perché solo indebitandoci ancora di più riesce a risollevare le aziende. Lo stanno facendo. Per me no. Non è come dice lei, perché c'è una contestazione nazionale su questo. Lo so, è difficile. Però stanno cercando di dare il massimo. Questi soldi non sono... Ho molti dubbi che su questo... Ma lei interrompe sempre. Perché sta dicendo cose... Sto spiegando cose perché lei fa fatica, ho capito che faccio fatica a spiegarmi. No, allora, lo Stato non si sta comportando bene. 40 miliardi di euro prossimo in finanziaria, vuol dire 20.000 miliardi di euro, solo l'ultima. Questi, voglio che sia... Lo so, tutti. Questi sono debiti. Nessuno ci regala i soldi, sono debiti, che saranno pagati dai nipoti dei miei nipoti, per cui è chiaro che lo sforzo che sta facendo lo Stato è importante, ma è anche limitato. Le altre nazioni possono fare di più, perché non avevano il debito d'origine. Noi abbiamo un debito d'origine importante, è sempre colpa degli altri. Non sto dicendo che è tutto giusto quello che dice, lo sappiamo tutti, però in questo momento di questa pandemia mondiale... Io so perfettamente che ci saranno problemi a settembre, lo so perfettamente. Allora bisogna. E chi li risolve? Ma bisogna anche darsi da fare, perché è cambiato il mondo. Bisogna credere all'impresa, bisogna cercare di investire, tenere duro. Benissimo, e chi può aiutare? Lo Stato, chi può aiutare? Le banche, certo. Sono tutte lì che danno una mano rapidamente. No, ma io do ragione perché la vediamo alla stessa maniera, però lei mi sta contraddicendo su una cosa che... Guardi, lei è stato un imprenditore con ottimo successo, nella sua azienda lei decideva e la sua azienda funzionava bene. Lo Stato è una grande azienda dove i vertici, non so per quale motivo quando arrivano lì, indipendentemente dalla parte politica, sono apartitico, non riescono per la burocrazia a fare organizzare una macchina che funzioni. Punto e capo. Ho capito, abbiamo una grande occasione che si chiama Presidente Draghi. È un'occasione eccezionale, ma anche contestuale. E io spero, mi auguro che cerchi di risolvere il problema. Non è facile. Le faccio una domanda. Secondo lei, con tutta la stima che ho di Draghi anch'io, cos'è cambiato da Conte a Draghi?
Ma lei pensa che si possa cambiare qualcosa in un mese, 2 mesi? Le ho chiesto cosa lei pensa, neanche in un'azienda privata, un mese entra un nuovo amministratore delegato, non cambia niente. Ho capito, le ho chiesto cosa è cambiato. Ha fatto 2 o 3 azioni importanti. Certo. Allora ho cominciato a dire... Ha preso dei ministri, sto dicendo un'altra cosa. 9 su 20 sto dicendo un'altra cosa. prima. Sto dicendo, ad esempio, per prendere una decisione importante, chi non si vaccina, se nella sanità, va a casa senza stipendio, nessun politico aveva mai fatto una cosa del genere. Chi non si vaccina è a casa senza stipendio. Ha avuto coraggio di parlare del presidente della Turchia, che ha dato una certa definizione, non lo voglio ripetere. Ma non risolve i problemi economici quello. Ha bloccato dei vaccini che stanno andando in Australia, tutte cose, piccole cose, però ci mi sta mettendo impegno. Ragazzi, ricordate che se non risolve Draghi questa situazione, voglio vedere chi la risolve. Io ricordo lei, dice, risolvo io. No, ma per cui io dico che l'unico sistema è fare un po' di ottimismo, darsi da fare tutti quanti, e l'Italia far sì che siano i vaccini, far sì che ritorniamo più presto alla normalità, fare impresa più velocemente possibile, a farsi aiutare dallo Stato, tutte cose, ma sono tutte piccole cose, ma ognuno di noi, senza dire è colpa di questo, colpa di questo. Non funziona così, non funziona. Non ho detto questo, poi andiamo a analizzare. No, le chiedo semplicemente. È populismo da bar. Tutto quello che ha detto, che io condivido e ha ragione, le chiedo va a fare tutto questo? Tutti insieme. Tutti insieme non funziona tutti insieme. Ma non ho il potere di farlo io. Ma ognuno può fare la piccola sua parte. Io la mia piccola, lei sua piccola. Io lavoro, faccio tutto. Anch'io però lavoro. Se dopo un anno di pandemia non mi hanno fatto lavorare, non ho più soldi per poterlo fare. È una situazione difficile, lo so anch'io. Io sono preoccupatissimo a settembre, sono preoccupatissimo. Ecco. Sto cercando nei limiti del mio piccolo potere che ho, assieme ai miei, di far sì che la città riprenda, che riprenda il turismo, che riprenda l'università, che un po' alla volta non c'è. Ma se io mi metto a discutere, dire che è colpa sua, colpa mia, non funziona. Bisogna fare squadra, niente da fare. Io caricare responsabilità. Io so errori che ho fatto, ne ho fatto in una montagna. Non sto dicendo questo, non sto dicendo che lei non amministrerà bene Padova, non sto parlando di me. No, perché ha detto Padova, sto dicendo che sto facendo un esempio. Anche qualcuno mi diceva che anche Monti era molto bravo, ricordo è vero. Che se non c'era lui mi diceva qualcuno, mi diceva qualcuno che anche se non c'era lui l'Italia andava in default. È vero. E poi abbiamo visto anche Monti che fine ha fatto, insomma. E i vaccini a Padova come vanno? I vaccini, so che ho parlato stamattina. No, parlo sotto il profilo ho parlato con il dottor Fortuna, con i sindaci. No, sotto l'aspetto organizzativo non c'è nessun problema. Ma anche i vaccini, questo qua lo sappiamo benissimo. Qua l'Europa ha sbagliato, non l'Italia. L'Europa ha sbagliato. Per cui io spero che arrivino il più presto possibile i vaccini. È l'unica maniera per difendersi da questa pandemia. E mi auguro che nel giro di un paio di mesi gran parte di problemi siano risolti. Noi come amministratori comunali abbiamo dato il massimo del supporto. Adesso mi hanno chiesto anche per il 1,8 della fiera, per cui vogliono aumentare di altre 20 linee vaccinali. Ben venga, diamo il massimo del supporto, adesso diamo in 6, poi dono il 6, mi hanno chiesto anche l'8, stanno valutando per mettere altre 20 linee vaccinali, 10.000 vaccinazioni al giorno come potenzialità. Ben venga, però noi diamo lo spazio, non possiamo dare altro, l'organizzazione è loro, i vaccini sono loro, ovviamente deve essere così. No, ma hanno detto tutti quelli sono andati in fiera a vaccinarsi che all'interno c'è un'organizzazione straordinaria. Sì, devo ringraziare il personale della fiera che bravissimo, si è messo a loro disposizione, ma devo ringraziare anche la Camera di Commercio che ci ha aiutato moltissimo, la provincia. Si risolve il problema solo facendo squadra, non si risolve in un'altra maniera. Capito. Vorrei solo un giorno, le auguro, non so se lei un giorno quando terminerà di fare il sindaco vorrà fare carriera politica, un giorno ma le dico, mi piacerebbe molto, a me interessa, con la sua mentalità, a me interessa la città. Sto facendo una domanda che è una provocazione, un giorno come l'ho visto ieri nelle fotografie che ci ha mandato che era nella piazza Montecitorio, andasse lì al governo e lei con le sue idee precise, corrette di organizzare cose dovesse organizzare l'Italia, non so come andrebbero a finire le cose. Capace. Già faccio fatica a fare il sindaco, mi manca a fare qualche cosa. Io non sono molto convinto di questo, invece che non è capace non le farebbero fare certe cose che vorrebbe fare. Faccio fatica a fare il sindaco. Guarda, abbiamo parlato una prima parte della pubblicità sullo Stato che è una situazione che bisogna essere ottimisti, darsi da fare impresa,
raggiungere la sanità, avere lo Stato fare che squadra, ti aiuta, non litigare, stare tutti assieme. Lo Stato che ti aiuta, che ti dia soldi, lo Stato aiuta, le banche, deve aiutare, le banche che ti aiutino, stanno aiutando, quello che sì, stanno quindi aiutando. gli unici danni in difficoltà sono andati in difficoltà gli imprenditori tutti con la pandemia, le banche no, chissà perché, e quindi le banche devono aiutare gli altri, quelli più ricchi devono aiutare quelli più poveri, sai quante cose ci sarebbero da dire, e lo Stato deve essere il promotore di tutto questo. E per me, io ho fiducia nello Stato. Anch'io, però fino adesso non lo sto facendo. Io ho fiducia nello Stato, bisogna avere fiducia. So che è situazione difficile. Però la gente che va in piazza Montecitorio a protestare ha meno fiducia di quello che si pensava. Certamente sì, e che li capisco. Fino a non c'è violenza, capisco, perché perdere il lavoro un imprenditore, un dipendente, un collaboratore è drammatico. Ma io vorrei che quei parlamentari lì, tutti 700, 800, 1000, tra borsa e portaborsa, se riducessero lo stipendio, dessero una mano un po' agli altri. Oppure non avessero lo stipendio. Insomma, così è, perché quello che lavora nel negozietto di parrucchiera o di ristorante non ha lo stipendio ad andare avanti. Sarà populismo, sarà bar, sarà discorsi ma di le cose si risolvono spessore. non facendo dire che il deputato anziché prendere 10.000 prende 8.000, non è questo. No, niente, è quello povero che non è. No, le cose si mettono in maniera diversa. Bisogna essere positivi, darsi da fare. Non tenta niente. Colpire sempre il deputato, il senatore. No, colpire, dico che è facile, ho detto questo, non colpire, nel senso che è facile parlare lì nella tavola rotonda dei grandi, delle problematiche. I problemi bisogna risolverli, è questo che volevo dirle. Tutti quelli che hanno lo stipendio sicuro non hanno problemi. Poi i cristi invece hanno un po' più di problemi e lei lo sa benissimo. Andiamo in pubblicità, poi parleremo di Padova, che abbiamo tante cose da chiedere al sindaco tra poco.